Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, l'Europa che immagina, che sogna, per cui lavora alla sinistra, la vedete lì in queste ore a Ceuta. Ceuta non è solo un lembo di terra, è un esperimento, un laboratorio, un racconto anticipatore. Non è solo un'enclave geografica, un pezzo d'Europa in Nord Africa, è anche un'enclave ideologica. Ci mostra il risultato dell'ideologia dell'accoglienza a prescindere, del multiculturalismo a prescindere, della frontiera demonizzata in quanto tale. Insomma, tutta la piattaforma tra virgolette progressista, che in realtà apre il futuro anche ai peggiori oscurantismi che i progressisti globali ci hanno detto in questi mesi essere riassunta dal governo Sanchez. E l'Europa che avrebbero in mente, che agognano anche per motivi di bassa bottega elettorale, perché come peraltro hanno certificato recentemente dei sondaggi spagnoli, se votano i popoli europei tendenzialmente loro signori perdono. Questa fotografia l'ha scattata un quotidiano spagnolo al di là di ogni sospetto, El País, storicamente di area progressista, no? Come dire, la Repubblica Spagnola per intenderci, che ha steso un racconto di questa enclave in teoria europea che ormai è completamente fuori controllo. Sale di pronto soccorso collassate per l'afflusso di migranti, focolai di tubercolosi, focolai di gastroenterite, la ministra della salute che viene contestata platealmente dalla popolazione perché a Ceuta c'è un collasso sanitario in questo momento, accampamenti dove la gente, virgolette, dorme sul suolo tra il fetore di escrementi e urina, militari che rincorrono bande più o meno improvvisate di giovani immigranti, psicosi tra i residenti per l'aumento della criminalità, dice il País, ma citando l'aumento della criminalità ammette che non è una psicosi basata su nulla, no? Insomma è una psicosi reattiva rispetto a quello che sta accadendo a Ceuta. Peraltro il governo spagnolo tenta ancora di minimizzare, tra virgolette, sostenendo che ci sono ancora 5.000 migranti sull'isola. Il governo locale di Ceuta parla di un numero tra gli 8 e i 12.000, cioè il doppio. Tra l'altro si segnalano supermercati presidiati dai militari per evitare l'assalto di bande più o meno improvvisate di immigrati, almeno 6 denunce di violenza sessuale, tutte riguardate ragazze migranti, perché poi c'è il dramma nel dramma di queste ragazze sole che hanno attraversato insieme agli altri e sono purtroppo in giro nelle condizioni di cui sopra, esposte sostanzialmente alla qualunque, tant'è che si sta cercando di separare le giovani donne e di difenderle, diciamo, dai loro stessi compagni, diciamo, di migrazione, per dire diciamo le sottotragedie che si moltiplicano all'interno della tragedia principale, che ha un nome e un cognome. Ideologia progressista. Se qualcuno è curioso e vuole capire che Europa hanno in mente, non è più nemmeno una questione di letteratura, non è più nemmeno il caso di aprire Sottomissione di Michel Houellebecq, è una questione che ormai si sta traducendo nella realtà.
Ovviamente a Ceuta c'è stata una reazione fuori tempo massimo del governo spagnolo, che a un certo punto, di fronte al fatto che una città spagnola, perché questo Ceuta stava collassando, stava diventando totalmente alto con scenari di guerriglia urbana diffusa, ha dovuto mandare anche l'esercito e respingere anche dei migranti, cosa che peraltro dubitiamo farebbero nelle stesse condizioni la Schlein e Conte. Quindi comunque stato, al 92esimo ha dovuto, come dire, avere una botta di lucidità, ma sono le sue politiche, ma è ancora a monte la sua impalcatura ideologica che oggi si concretizza nel dramma di Ceuta, dei residenti di Ceuta che parlano di invasione, e non è che sono tutti degli estremisti di destra con la bava alla bocca, registrano un fatto. Se una cittadina di 80.000 abitanti come Ceuta è travolta da un'ondata incontrollata di 80.000 persone, il rapporto diventa 1-1, tecnicamente si tratta di un'invasione. Peraltro cronache che abbiamo ampiamente riportato su Radio Libertà segnalano la presenza anche di cellule di quel club di galantuomini che è Hamas, per esempio, all'interno dello sbando di Ceuta. Quindi questa è la situazione. Questa è l'Europa che piacerebbe a loro, o che è il risultato inintenzionale, involontario, benissimo, delle loro politiche che sono basate sulla negazione di alcuni assiomi della convivenza civile. Il primo, il fatto che migrare è assolutamente un diritto, ma è un diritto regolamentato, non assoluto. Non puoi migrare contro la legge, senza documenti. Non c'è l'asilo a prescindere, come invocano in queste ore anche sobillati dalle ONG i marocchini e subsahariani di Ceuta. C'è l'asilo se ne hai diritto. La frontiera esiste, il presidio della frontiera esiste. Queste ovvietà della convivenza civile, perlomeno occidentale da secoli, sono esattamente quello che la sinistra vuole abbattere. Il risultato lo vedete lì, in queste ore, a Ceuta. Ognuno ne tragga le conclusioni. Grazie a tutti, a presto. Tra un manifesto e lo specchio. Avete ascoltato Liberamente.